Agevolazioni in pillole del 7 maggio 2026. Anche oggi vediamo assieme quelle che sono le principali novità nell'ambito degli incentivi e delle agevolazioni. Partiamo subito con una notizia molto importante: è stato firmato il decreto attuativo per l'iperammortamento 4.0 con un clamoroso ritardo rispetto a quanto previsto, quindi è completamente operativa e definitiva la norma, e vediamo nel particolare cosa porta come novità questo decreto attuativo. Una delle principali criticità che occorre rilevare è che nel decreto attuativo non viene prevista l'estensione ai software in cloud nell'elenco dei beni ammissibili. Questo, diciamo, potrebbe essere un segno di esclusione, ma potrebbe anche essere che in successivi atti venga ricompreso. Vengono introdotti dei nuovi obblighi di comunicazione, dove occorrerà fare delle comunicazioni ulteriori al GSE annualmente, il 20 gennaio e il 30 giugno, per dare conferma al GSE e quindi all'amministrazione pubblica dell'utilizzo dell'incentivo. Viene confermato il fatto che possono essere incentivati anche investimenti che sono iniziati prima del 2026. L'importante è che la conclusione dell'investimento, o meglio il completamento dell'investimento, avvenga in vigenza della misura. Vengono specificate le regole con cui sono ammissibili gli accumuli per gli impianti da fonti rinnovabili, e sostanzialmente viene chiarito che l'installazione di sistemi di accumulo è agevolabile solo se è asservita all'installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e con specifici anche limiti di dimensionamenti basati proprio sul fabbisogno energetico della struttura produttiva. Un'altra novità importante rispetto al passato è che con questa nuova normativa la perizia è obbligatoria per tutti i beni, quindi anche per i beni che sono sotto i 300.000 euro è obbligatoria la perizia asseverata. L'indicazione ora è di predisporre quelle che sono le comunicazioni. Il portale del GSE non è ancora operativo, però lo sarà a breve. Dicono che sarà disponibile già a partire dalla metà di giugno, e quindi occorre predisporre tutte quelle che sono le comunicazioni che dovranno essere fatte. Quindi è il momento giusto per avviare questo tipo di iniziative, valutare se i beni rientrano nell'ambito del 4.0 e se ha convenienza anche essere utilizzata questa nuova versione della norma, e poi prepararsi per la comunicazione iniziale che dovrà essere fatta a partire da quando sarà aperto il portale del GSE per la comunicazione. Per approfondire tutte le novità che sono emerse dal decreto attuativo sull'iperammortamento 4.0, abbiamo deciso di organizzare per mercoledì 20 maggio alle ore 17 un webinar gratuito, dove andremo a analizzare tutta la norma relativa al 4.0 alla luce delle ultime novità. Quindi faremo un quadro complessivo e daremo quindi anche indicazioni di come operativamente vale la pena muoversi da qui in avanti. Il link lo trovate in descrizione. Siamo agli sgoccioli con il bando INEL, previsto in chiusura per il 28 maggio. Rimangono pochi giorni per utilizzare questa importante agevolazione che, ricordo, è un fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro, che può essere utilizzato per sostituzione di macchinari ante 2010, l'installazione di nuove cappe di aspirazione, nuove cabine di verniciatura, sistemi automatici di alimentazione e scarico, palettizzatori e depaletizzatori, e bonifica di coperture contenenti amianto. Ultimi giorni perché ci sia il tempo per poter andare a presentare la domanda entro il 28 maggio 2026. Nei link trovate il riferimento per avere il nostro supporto e per avere una prevalutazione gratuita. Veneto, fondo perduto per l'imprenditoria femminile. Anche qui siamo addirittura d'arrivo. Ricordo che la scadenza per la presentazione della domanda è il 26 maggio 2026. Si tratta di un contributo a fondo perduto del 30% a favore dell'imprenditoria femminile, con un contributo massimo che può arrivare fino a 51.000 euro, volto a finanziare l'acquisto di macchinari, software, opere edili, autocarri aziendali, impianti rinnovabili e sistemi di sicurezza. Una opportunità decisamente molto interessante da accogliere, però
subito perché siamo, come detto, in scadenza anche per questo bando. Anche per oggi è tutto, se avete trovato utili e interessanti queste notizie vi invito a mettere un mi piace e a condividerle con chi ritenete possa essere interessato. Se non volete perdervi le prossime novità nell'ambito di incentivi e agevolazioni, vi consiglio di iscrivervi al mio canale YouTube oppure seguirmi nel mio podcast. Se avete necessità di supporto per la presentazione di questi bandi che abbiamo visto in questa edizione, ma anche di tutto quello che è l'ambito della finanza agevolata, il sito di riferimento è retteagevolazioni.it, dove trovate tutti i miei contatti. Io sono Franco Arasotto e questa è Rette Agevolazioni.